chiediamo a tutte quante le persone che vanno in montagna di partire con gradualità. Dalla CAI del Veneto un appello a chi in questa fase 2 si recherà in montagna per praticare attività motoria o sportiva. Farlo con moderazione, con l'attrezzatura necessaria e tenendo in considerazione le misure di sicurezza previste, ovvero mascherine, guanti o gel e distanziamento sociale. Si può andare in montagna con i mezzi propri, accompagnati da un familiare. Si sconsiglia nell'andare in montagna andare da sole. Se si va da soli è consigliato lasciar detto dove ci si reca in caso di necessità, anche perché al momento non vi sono presidi in quota. In montagna sono chiusi i rifugi, riapriranno o al primo o alla metà di giugno. I bivacchi possono essere utilizzati esclusivamente per l'emergenza. Perché solo ed esclusivamente per l'emergenza? Perché i bivacchi non possiamo andare su a sanificare. Quando entrano devono avere ovviamente i guanti alla mano e possibilmente essere da soli. Serve molta attenzione e responsabilità, ricorda Frigo, anche perché in caso di necessità l'intervento del soccorso alpino sarà ancora più delicato. Sarà attrezzato con tuta, maschera, mascherina, guanti, e il soccorso alpino in questo caso qua una volta di più rischia perché non conosce la persona dall'altra parte e non sempre è agevole l'intervento con maschera, visiere.